Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi voglio aprire alcune riflessioni riguardo a come è strutturato questo mondo. Abbiamo già visto comunque in molte condivisioni delle nozioni che messe insieme danno un po' un'idea del quadro generale. Abbiamo anche visto come la Cabala ci dia moltissime risposte, se non addirittura tutte. Io ritengo appunto che studiando la Cabala veramente si può arrivare a vette elevatissime e a comprendere i più grandi misteri della creazione e così di conseguenza conoscere il creatore. Ma veniamo un po' a come appunto ogni giorno intorno a noi esistano appunto delle forze che sono preposte a regolare l'andamento di tutte le cose. Secondo la scienza ermetica, ma non solo, ripeto, anche per il tramite della tradizione cabalistica, che poi fondamentalmente l'ermetismo trae comunque origine dalla Cabala, perché tutto ha sorgente in questa disciplina, non è neanche una filosofia, è proprio una scienza che spiega come è distribuito e come è strutturato l'universo e quali siano le forze appunto che lo regolano. Dunque l'ermetismo ci insegna che ogni aspetto, ogni piccolo aspetto del quotidiano è condotto da forze che possono essere chiamate intelligenze oppure geni e sono associati agli elementi o alle sfere vibratorie che poi sono quelli che noi consideriamo i pianeti. Attraverso la connessione che possiamo fare fra la disciplina ermetica e la Cabala, noi scopriamo appunto che i pianeti possono essere associati alle Sefirot, e cioè alle sfere appunto dell'albero cabalistico, l'albero della vita. Dunque queste sfere sono stati vibratori, sono livelli di coscienza diversi all'interno del quale appunto vivono entità, geni, intelligenze, angeli, come meglio vogliamo chiamarli, ognuno dei quali appunto ha il suo compito. Esistono delle gerarchie e esistono appunto delle specializzazioni, se possiamo dire, proprio associate alla sefira o alla sfera a cui queste intelligenze e queste gerarchie appartengono. Dobbiamo appunto immaginarci che esista per ogni sefira un'intelligenza che è al vertice, diciamo così, di questa sefira e al di sotto di questa moltissime altre intelligenze che per quello che è l'ambito di loro competenza poi hanno dei compiti diversi. Immaginatevi come se fosse, come se tutto il mondo fosse un grande stato e il vertice più in alto è il capo supremo dello Stato, diciamo così, ma non può governare da solo, o meglio controlla, è lassù che fa in modo che vada tutto bene, si prende la più grande delle responsabilità, ma delega a sua volta attraverso vari ministeri, il ministero di qua, il ministero del lavoro, il ministero della salute, eccetera, eccetera. Esattamente quello che è oggi la struttura degli stati non poteva essere che non una copia dei regni spirituali superiori. Ho già detto tantissime volte che nulla può essere inventato, noi non ci inventiamo assolutamente nulla, noi ci facciamo canali e raccogliamo informazioni e le portiamo per come sono nei regni spirituali nei regni materiali. È chiaro che poi più maggiormente ci allontaniamo dalla sorgente, più le cose sfuggono perché i livelli vibratori densi del piano materiale
non sempre, ed è questo il grande compito di ciascuno di noi, che è quello della rettificazione, è quello appunto di fare in modo che poi tutto torni a obbedire a quello che è la forza dell'uno. Prossimamente vedremo poi anche le varie leggi dell'universo insieme, le leggi divine, e poi entreremo appunto in questo bellissimo dettaglio, merito della faccenda. Insomma, vedremo appunto, approfondiremo come, come è organizzato appunto meglio proprio anche le leggi che dirigono e governano il nostro mondo. Torniamo appunto a questa struttura, a questa gerarchia, e noi attraverso questo esempio lampante di come appunto tutto, come in cielo così in terra, tutto viene replicato in modo perfetto e preciso, attraverso questo esempio appunto noi possiamo capire che non tutte le richieste possono essere eseguite da un'unica fonte, cioè è chiaro che la fonte è una e possiamo assolutamente rivolgerci per diritto di nascita al Creatore, ma è anche vero che è nostro dovere conoscere e imparare. Dunque è importante anche capire che esiste questa gerarchia, che esiste questa struttura, ed è assolutamente importante anche sapere che una preghiera indirizzata nel modo giusto è sicuramente più efficace. E dal momento che, come ho detto, ogni aspetto della nostra vita è regolato da queste forze, i sigilli salomonici vengono dunque in enorme soccorso. Come mai sono così importanti e perché sono efficaci? I sigilli salomonici, tanto per cominciare, hanno un'antichissima tradizione. Salomone, si sa, è stato un grandissimo mago, grande sapiente, nella Bibbia appunto è riportata parzialmente la sua storia, la Bibbia non riporta tutto, e dunque sta a noi poi andare ad approfondire, se è di nostro interesse, approfondire l'argomento. Ma di certo ha lasciato un enorme tesoro per quelli che hanno la fortuna di scoprirlo, di appassionarsene e interessarsene. Lui ha lasciato moltissime istruzioni, moltissimi testi, anche se chiaramente se ne conoscono alcune, per esempio la clavicola o la chiave di Salomone, eccetera, la Goezia. Ha lasciato veramente molti riferimenti e molte istruzioni su come entrare in contatto con queste intelligenze, con tutte le intelligenze, sia alte che basse. Ora, perché sono così importanti questi sigilli? Che cosa hanno dentro di loro? Questi sigilli, tanto per cominciare, sono chiamate a quelle intelligenze. I sigilli hanno per lo più, nella maggior parte dei casi, delle scritture in ebraico, con caratteri ebraici. Vengono appunto chiamate queste intelligenze che attraverso questi caratteri, ovviamente la chiamata è ancora più forte, più intensa, perché sono caratteri immutati da millenni e dunque hanno quella che è la forza insita nel linguaggio e in qualsiasi cosa che si alimenta con la ripetizione. Dunque, mantenendosi inalterati, questi caratteri sono potentissimi, così come è potente il fatto che ogni sigillo chiami determinate intelligenze che sono preposte ad un compito. Dunque, è vero che i sigilli si possono trovare ovunque, in qualsiasi negozio li vendono, in negozi di materiale esoterico li vendono belli stampati e via. È sicuramente comunque meglio che non averli, ma
Un vero sigillo viene fatto apposta per la situazione per il quale è necessario, perciò una persona deve trovare qualcuno che gli dica qual è il sigillo più giusto e che questo sigillo gli venga cerimoniato apposta, come fosse un vestito cucito su misura. Dunque, facciamo un esempio, può essere che qualcuno abbia necessità di migliorare l'aspetto economico. Dunque, matematicamente penserà a un sigillo di questo tipo, che gli migliori gli affari. Probabilmente se dovesse muoversi da solo andrebbe su un sito, cercherebbe quello che gli sembra più adatto, se lo compra e via. Poi magari non vede grossi risultati. Il primo motivo potrebbe essere il fatto che avendolo comprato in questo modo, senza nulla togliere, che comunque quei segni, quelle chiamate comunque hanno una efficacia, però non è detto che quella persona avesse bisogno proprio di quello, poiché per esempio magari certe situazioni di negatività, di non ingranare quel lavoro, non fare i numeri che uno merita o che vorrebbe ottenere, potrebbe essere causato da altri fattori. Pertanto, anche chiamando determinate intelligenze che sono preposte a una cosa, poi queste intelligenze non sono in grado di rimuovere gli ostacoli o non sono in grado di rimuovere il negativo, che magari una volta rimosso, avendo già quella persona comunque i numeri per farcela, gli basterebbe quello. Oppure c'è bisogno di più sigilli che lavorino in sinergia, perché più sono i canali per il quale proprio è necessario andare per risolvere le cose. Dunque rivolgetevi a qualcuno competente, a qualcuno che possa cerimoniarli per voi, perché un sigillo non è semplicemente disegnato, ripeto, sì, si possono comprare stampati belli e fatti, ma un sigillo efficace viene fatto prima con una chiamata apposita, viene disegnato a determinate condizioni e viene consacrato alla persona con una cerimonia. Dunque non è così immediato ed è il motivo per cui un vero sigillo ha un valore, perché è un sigillo che dura per tutta la vita, è una chiamata che voi avete come un canale preferenziale per determinate intelligenze sempre, in ogni momento della vostra esistenza. E con questo io ho detto già molto, ho chiarito un po' le idee su quelli che sono i sigilli salomonici e sul perché sono importanti e su come lavorano. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Con questo io penso di aver concluso anche la carrellata sulla sigillazione, probabilmente in futuro comunque aggiungerò altro, ma per il momento è tutto. Vi ringrazio e vi rimando al prossimo appuntamento in mia compagnia. Grazie e buona giornata a tutti.